darò prova della concretezza femminile. Allora, io intanto dico subito che converrebbe fotocopiare il documento di Indovina, limitarsi alle osservazioni e non al ribadire le cose su si è d'accordo e poi alla fine pigliare una decisione. Per quanto mi riguarda, io sono d'accordo, nel senso che è esattamente, e ne farei non solo una raccomandazione al Consiglio nazionale, ma proprio un'idea di cosa deve essere un movimento che ha le caratteristiche prossime e future. C'è una battuta che gira, che dice che è più facile far mangiare gli spinaci ai bambini piccoli che unire la sinistra. Ecco, io penso che dobbiamo rovesciare questa, come si dice, questa battuta, questo luogo comune, simpatico, secondo me è abbastanza vero, e assegnare... Esatto, e assegnare a Sinistra Libertà esattamente questo compito, e cioè fare la politica e fare una politica che si offra come luogo di unificazione della sinistra. Dico come primo compito fare la politica perché in tutta questa crisi enorme che ci travolge in tutti i settori, secondo me la cosa più in crisi è la politica, perché in questi anni è stata dominata dal mercato, dalle compatibilità, da una serie di cose, e si è limitata ad adeguarsi a quello che veniva deciso in altri settori, e questo ha provocato il disastro sociale, oltre che politico, democratico, economico in cui viviamo. Quindi ripigliare una funzione di politica che controlli e che progetti. Io credo in questo nuovo progetto, magari siccome ognuno racconta la sua storia, siccome vengo dal PC, un po' meno liberi, felici e sparpagliati, cioè io vorrei che a un certo momento, come dire, ci fosse anche un'organizzazione che compone questa felicità sparpagliata. Però voglio dire, è importante che ricominciamo da alcuni valori, da alcune iniziative, perché la disuguaglianza, diceva, io sono stata alla conferenza di programma della CGIL in questi 3 giorni, e dopo anni di patimento per la pochezza di elaborazione della CGIL, devo dire che ho provato dei brividi di felicità, nel senso che finalmente ho ritrovato nella mia organizzazione la capacità di dire cose chiare, appunto, e di offrire, dal versante sindacale evidentemente, che è complicato se non c'è una sponda politica, di offrire un progetto. Ma che cos'è un progetto? È quello che anche noi dobbiamo darci, e cioè non solo la capacità di dire attraverso l'iniziativa che il decreto sulla sicurezza è una vergogna pubblica, ma anche di raccontare, di immaginare, di costruire quel modello di società complessivo in cui chiediamo alla gente di vivere. Se viviamo in una società volgare, disuguale, brutta, non possiamo offrire scampoli di, fra virgolette, verità e felicità. Dobbiamo, assieme alla prontezza della risposta, cominciare a dire come si può vivere il famoso altrove. Cominciamo a farlo concretamente, cominciando da alcune cose. Vado via veloce perché ho promesso di essere veloce. Punto centrale, dice la CGIL, ma diciamo anche noi, perché voglio dire, è esattamente l'eguaglianza sociale. L'altro giorno Bertinotti diceva non c'è peggiore disuguaglianza che tentare di fare uguaglianza sociale fra disuguali, e quindi l'uguaglianza non è più semplicemente una virtù dell'anima, ma deve essere la capacità di intervenire sull'economia, sulle istituzioni, attraverso che cosa? La capacità, anche qua, di, dico 2 titoli per essere veloce, la realizzazione di diritti veri nella riunificazione del mercato del lavoro. È quello che diceva Ciccio, cioè la frantumazione del mercato del lavoro non è solo infelicità e precarietà per chi la vive, è proprio un'altra idea di società, e attraverso i diritti di cittadinanza che vanno rivisti e riletti, perché anche lì, venendo meno le nostre pigrizie, abbiamo bisogno di rileggere come stanno le città, le comunità, i diritti, le aspirazioni. Quindi è importante che noi pratichiamo queste strade. Per quanto riguarda la politica attuale, io sono d'accordissimo con chi dice da subito, cioè
tenere la strada alta e tenere la strada dell'oggi. La strada dell'oggi è cercare di riportare queste idee in un programma per il Comune di Venezia. Io sono sempre convinta che, anche se non cercate, anche se non volute, anche se frettolose, tutte queste possibilità di parlare al mondo esterno vanno colte al nostro meglio, e quindi le elezioni per il Comune di Venezia devono essere un fatto importante, perché Venezia, fra virgolette, è politicamente e socialmente un po' devastata. E allora compito nostro è non di fare programmi, come si dice, irreali, però di cominciare a dire delle cose sulle quali si possa lavorare. Volevo, e chiudo davvero, leggervi una frase, una di quelle che, se la trovo però, di Epifani, che è una di quelle che mi ha aperto il cuore e che mi ha convinto di questa importanza dell'uguaglianza sociale come nuovo strumento di ridefinizione della politica, dello Stato e delle leggi. Intanto lui, citando l'indice di Gini, quello che misura le uguaglianze, dice che nel 79 era pari al 33,3%, oggi è dello stesso livello. Il 20% della popolazione più povera aveva allora il 7,4% del reddito complessivo, oggi è il 7,3%. Il 20% della popolazione più ricca aveva il 40,7%, oggi è il 40,7%. Quindi, dice Epifani, non si può concludere che di ieri parliamo, ma parliamo di oggi, e quindi è importante che facciamo nostro questo tema.